I wish the only one I got no words behind. You know I stay, hey, hey, you know I'll stay. You know I think of one, there is no lose behind. You know I think about the same, or think about the same thing. I woke up in the morning, my luxury phone won't stop to keep calling. Soprattutto ringraziare il comitato d'onore di questo galà, che è composto dal presidente della comunità del Garda Giorgio Passionelli, dall'assessore alla cultura e al turismo della provincia di Brescia Silvia Razzi, dall'assessore alle politiche culturali, saperi ed identità dei territori della provincia di Mantova Francesca Zaltieri, l'assessore alla cultura ed identità veneta della provincia di Verona Marco Ambrosini, il sindaco del comune di Gardone Riviera Andrea Cipani, il presidente del consorzio Lago di Garda Paolo Artelio, il presidente di Ingarda Trentino SPA Marco Benedetti, il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani Bruno Giordano Guerri e infine il presidente dell'associazione Venacus Enrico Bianchini. A tutti loro va il nostro applauso per il lavoro che viene puntualmente. Buonasera sindaco, buonasera, benvenuta. Buonasera. Allora, cosa possiamo dire all'inizio di questa serata, in questo spazio, tra l'altro in questo contesto così particolare? In questo contesto così d'annunziano, io ovviamente a nome del presidente Giordano Bruno Guerri do a tutti voi e al Gran Galà del Garda il benvenuto al Vittoriale degli Italiani, in questo luogo appunto che Gabriele D'Annunzio ha scelto come ultima dimora della sua vita, ormai più di 90 anni fa. Qui ha trascorso gli ultimi 17 anni della propria esistenza e poi lo ha donato agli italiani. Immagino che ormai molti di voi sapranno che il 2013, che è veramente alle porte, è l'anno in cui si festeggia il 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio. Quindi è sicuramente per la Fondazione un grande piacere e noi ringraziamo Enrico Bianchini, l'organizzatore, per questa opportunità che ci ha dato di avere ospite questa sera la serata finale. E noi ringraziamo Viola Costa ovviamente per aver aperto la nostra serata. Grazie, ovviamente buon proseguimento. È un'attività importante, no? Quella di riconoscere il lavoro di chi si impegna per non solo la stagione estiva ma per tutto l'anno per la promozione di questo territorio splendido. Certamente, a parte che parlare dopo Viola Costa è sempre molto impegnativo in quanto è un fiume in piena. Comunque noi siamo veramente contenti, sia come comunità del Garda e come anche amministrazione comunale di Gardone Riviera, di accogliere questa sera questo tipo di premio, perché è un premio nel quale noi crediamo, in quanto molte persone spesso con del lavoro anche abbastanza oscuro oppure non agli onori della cronaca portano avanti quello che è un impegno per la promozione delle nostre trovare località. I prodotti del territorio, quindi noi abbiamo fatto delle collaborazioni con le altre cooperative nostre trentine, ma anche per esempio con la cooperativa del Garda che ci produce alcuni prodotti suoi, o il caseificio di Sabbionara, ecco, per citarne alcuni. Ma quello che abbiamo voluto noi in questo negozio, che abbiamo chiamato Corte del Tipico, è che ogni persona possa trovare un pezzo del nostro territorio, quindi quando se ne va via dal Garda può passare tranquillamente da noi e trovare qualcosa, un ricordo, una bottiglia d'olio, un barattolo di miele o una bottiglia di vino, insomma. Allora io invito intanto Giulia Masotti, che è Miss del Garda 2012, a recuperare il microfono del presidente Plankensteiner, perché c'è la consegna ufficiale di Giampiero Seresina del primo riconoscimento di questa sera in favore di fotografia per la foto ufficiale della Grazie Enrico consegna. Di questa cortesia, ma credo che insomma tutti, io rappresento il mio comune, insomma non è che ho ambizioni di rappresentare. Forse mi avete chiamato per la mia anzianità di servizio, diciamo così. Io credo che questo riconoscimento, che questa valorizzazione del Lago di Garda, insomma, qua tutti noi siamo qua tutti perché insomma vogliamo più o meno bene al lago, e dal lago traiamo forza per la nostra passione, che è quella di costruire un progetto importante per far riprendere un po' l'economia della nazione. E allora noi
assegniamo il secondo riconoscimento. La valorizzazione e promozione del territorio di appartenenza è la prima missione del gruppo Telenuovo, da più di 30 anni televisione leader indiscussa dell'informazione nella regione Veneto. Da Verona sono iniziate le trasmissioni nel lontano 1979. Telenuovo per il ricevimento di questa prestigiosa onoreficenza. Ci tengo a dire che il premio lo ritiro io, lo ritira Virginia Vinco, ma va il ringraziamento a tutto il nostro gruppo, in primis al nostro editore che 30 anni fa ci ha dato l'imprinting per fare un lavoro di qualità giorno dopo giorno, 365 giorni l'anno, e poi a tutti i nostri fotografi sono contenti, quindi grazie a Virginia Vinco, grazie al sindaco Chincarini per essere stato qui con noi stasera. Ringrazio anche Enrico Bianchini che ha pensato Gardone come sede per questa manifestazione. Sul Garda che dire? Diciamo che il Garda è un po' un'isola felice per quanto si può dire sull'andamento dell'Italia e della crisi che colpisce anche nasce a Salò nel 1967, che è lo stesso anno in cui viene fondata la Lega Bis del Garda. Inizia a fare la pratica della voga nel 1986 correndo quasi tutti i campionati. Poi nel 2001 diventa presidente della società Remiera di Gardone. Io devo ringraziare perché il premio inaspettato, gli assessori mi conoscono e mi hanno aiutato in questi primi anni di presidenza. E come hai detto benissimo nella scheda, è una fortuna però che tutte le sinergie si siano unite e tutte le società in questi ultimi tempi siano sbocciate. Effettivamente la pratica è molto numerosa e anche di qualità. La foto ufficiale e ancora una volta grazie Andrea Cipani e Franco Barufaldi. Chi veda l'entroterra mantovano col suo splendido lago, dove tra l'altro c'è un bellissimo campo per competizioni internazionali di canoa, che con la sua città ricca di monumenti importantissimi, con un entroterra come quello delle Colline Moreniche che si integra ed è, diciamo, un'offerta complementare all'offerta turistica del Garda. Residente della provincia di Mantova, 68 anni, residente a Castellaro Lagusello, in provincia di Mantova appunto, si è laureato nel 69 in lettere antiche con indirizzo archeologico. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha sollecitato più volte la soprintendenza archeologica ad intraprendere ricerche sistematiche e scavi archeologici nei 2 siti palafitticoli del suo paese di residenza. Beh, io ho la fortuna di essere nato e di risiedere a Castellaro Lagusello, in questo microambiente, micropaese delle Colline Moreniche mantovane che si è conservato nel tempo, ha conservato nel tempo tutti i suoi valori, e quindi ho avuto un vantaggio rispetto ad altri, quindi di dedicarmi a questi valori. Ad Emilio Crosato. Credo che il lago di Garda abbia una potenzialità enorme rispetto a una situazione che viviamo tutti i giorni, nel quale dà un grosso contributo anche in riferimento all'occupazione, ma soprattutto alle presenze che ci sono state quest'anno. Credo che immerso in un vecchio vigneto che si propone come un nuovo modo di interpretare la campagna nello stile delle più moderne strutture contemporanee. Riservatezza e libertà sono, oltre al comfort, oggi più che mai requisiti che un luogo di vacanza deve avere per essere considerato esclusivo. Nasce così Vivere, dove design, tecnologia e natura si fondono in un unico progetto, una residenza dove il trascorrere del tempo è un piacevole susseguirsi di emozioni e sensazioni. E fa piacere ricevere questo premio per 2 motivi: uno è il riconoscimento all'idea e l'altro perché viene dato da una comunità che è quella del Garda, che forse è la comunità che più rappresenta una regione sopra le regioni, una comunità che forse va oltre le province e oltre... Consegna ufficiale del riconoscimento del Gran Galà del Garda 2012 che verrà riconsegnato poi a Claudio Pederzoli. Grazie Assessore Raguzzi. Intanto cos'è ADC? È un'associazione di distretto calze intimo che raggruppa 150 aziende del settore distretto della calze intimo e abbiamo fatto quello che avete detto un po' voi prima. Mi sono piaciute molto le parole del sindaco Chincarini, perché ha detto dobbiamo fare rete, sinergia. Vedo qua tanti amici della provincia di Brescia. Mi piacerebbe che le province facessero veramente sinergia, perché chi sta pagando il conto sono le aziende. Quindi noi oggi abbiamo voluto portare questo perché
Il progetto è partito lungo, con una borsa di studio, ed è nato facendo lavorare i ragazzi, quindi cercando di portare i nostri studenti sul territorio. Facevano foto, abbiamo preso un art director che ha coordinato tutto, abbiamo utilizzato le ragazze che hanno vinto i concorsi, abbiamo fatto 12 scatti, abbiamo messo insieme territorio, aziende, scuola, e una di queste ragazze ha già fatto un book per un'azienda, quindi abbiamo dato anche la possibilità di far lavorare della gente, facendo tutto a nostre spese. Oltre a questo sono stati già venduti circa 500 calendari da imprese e stanno girando il mondo, quindi pensiamo di far vedere anche il nostro territorio. Quindi il territorio non è solo Lago di Garda, il Lago di Garda è composto anche dalle aziende che ci sono, dalle persone che ci lavorano, dagli studenti che ci sono, e quindi per noi questo è vera promozione del territorio e ci piacerebbe veramente che le istituzioni questa volta ci diano una mano. È un grande onore che siamo riusciti con la bravura e la tecnica di tutti i nostri sindaci riuscire a trovare un format per pubblicizzare e promuovere il Lago di Garda in tutte le regioni che riteniamo più opportune, sia quelle emergenti che quelle di consolidamento che abbiamo in tutti gli anni. Verona è laureato in economia e commercio e già da studente inizia la sua carriera lavorativa al campeggio Cisano. È un'esperienza che poi gli servirà per lo sviluppo di altri campeggi sul Lago di Garda. All'inizio del 2000 crea il Residence Gasparina, che nel 2003 e nel 2004 viene premiato a Berlino come miglior villaggio turistico per famiglie in chiave moderna dal gruppo Reve, uno dei gruppi commerciali e turistici leader sul mercato tedesco ed europeo. Ma innanzitutto fa molto piacere ricevere un premio del genere, anche perché io penso di aver fatto il mio dovere da imprenditore privato in una realtà felice come il Lago di Garda. Queste cose mi sono state permesse anche proprio per il fatto di essere sul Lago di Garda, che come dicevano prima molti esponenti del settore è una zona fortunata e come tale dobbiamo... Federico Delaini, grazie mille. Grazie, ovviamente, complimenti. Questa sera e avere con me i colleghi della provincia di Verona e della provincia di Mantova in un momento in cui le province sono state veramente con un punto di domanda e messe in discussione per il ruolo che avevano. Allora, a questo punto ha già annunciato tutto, l'assessore, non mi resta altro che dire che tra le tante attività della Feralpi Salò c'è anche la valorizzazione dei giovani con Emanuele ed Antonio Filippini, i due ex leader del Brescia Calcio, con centinaia di partite in Serie A e in Serie B, sono stati voluti proprio da Pasini per dirigere il primo l'intero settore giovanile e il secondo la formazione Berretti. Allora è venuto il momento di assegnare il nostro prossimo premio a Giuseppe promozione del territorio. Come diceva l'assessore, nel 2009 noi abbiamo fatto questa fusione tra gli amici della AC Valsabbia Salò Valsabbia e noi della Feralpi Lonato, è un territorio praticamente che va da Lonato fino qui a Salò e va fino su in Valsabbia, per cui è un territorio molto ampio in cui oggi è il progetto che hanno voluto il Presidente e per cui penso che stiamo percorrendo questo progetto con dei buoni risultati, anche se credo che possiamo fare. Del nostro settimo riconoscimento di questa sera. Al contrario, Verona, hanno fatto un'ipotesi di unire Verona con Rovigo, Mantova con Cremona e con Crema. Penso che queste sono ipotesi abbastanza surreali, ma come dicevo, quella che sarebbe la configurazione più naturale sarebbe Verona, Mantova e Brescia. Certo, sarebbe a cavallo tra due regioni diverse, ma questa sarebbe la vera macro regione del Garda e che potrebbe avere un senso nella misura in cui si porrebbe come il giusto contrappeso alla sponda trentina che per via dello statuto autonomo. A voi che siete operatori, che siete esperti, quindi io posso solo dire che è un posto straordinario e che non mi staccherò sicuramente da Bardolino. Però sono stata anche in Trentino dove ho girato una fiction, già la seconda edizione, quindi valorizzo un po' tutto, quando posso parlo di questa sera, davvero un riconoscimento speciale per tutto quello che viene fatto. Grazie ovviamente. What